Sabato 17 marzo a Roma, presso il Morin 10, una struttura alberghiera, si incontrano i capitoli BNI di Roma Trionfale, che ospita, e tante altre presenze che arrivano dalla Romagna fino al Veneto, e quindi Malatesta, Maioliche di Faenza, ma anche Monte Grappa e Thiene di appunto Vicenza. Un incontro per condividere, per fare lo scambio di referenze, quindi marketing referenziali, per pensare insieme al futuro. Questo incontro di Roma segue quello che si è svolto nel mese di febbraio scorso a Bassano, proprio per incontrarsi, condividere e fare affari. Presidente Iacoangeli, dopo la visita vostra in Veneto, il Veneto ricambia venendo a Roma. Sì, il Veneto ricambia, viene a Roma e siamo molto contenti sia di come è andata la nostra visita da loro e il fatto che abbiano deciso di scendere e venirci a trovare. Abbiamo il presidente del capitolo di Thiene, abbiamo il presidente del capitolo di Montegrappa e siamo certi, come abbiamo già avuto modo di rappresentare in altre occasioni, che andando avanti su questa strada non si potrà che migliorare e quindi aumentare i nostri scambi. Ci tengo a dire che questo è stato un incontro. Ovviamente partecipa Faenza e Rimini, quindi abbiamo il presidente di Rimini e la notissima Cantagalli, che è un po' il deus ex machina di tutta questa organizzazione. Io ci tengo proprio a dire che questa è una riunione che è stata molto voluta dai membri del mio capitolo, che hanno aderito e stanno sposando appieno l'idea di fare degli scambi con appartenenti non solo ad altri capitoli romani ma anche ad altre regioni. Oggi avremo tantissimi ospiti, è un po', se vogliamo, una riunione del capitolo trionfale allargata a molti ospiti, e crediamo che sia assolutamente proficuo che persone che non hanno ancora avuto la possibilità di avvicinarsi al mondo BNI vedano una realtà come questa. Come sta crescendo in questi mesi BNI Trionfale, il marketing referenziale di Roma? Il marketing sta crescendo, sempre più si procede e più si entra nel meccanismo del passaparola, dello scambio di referenze. I GAC, quindi grazie a Affare Concluso, stanno aumentando, ma soprattutto aumenta la stima, il rispetto e la conoscenza dei componenti del gruppo, che è poi la parte, come dire, fondamentale, no? Basilare per poter fare le referenze e quindi poi la conclusione di affari. Abbiamo acquisito dei nuovi membri, adesso è stata presentata una domanda per una nuova un nuovo membro che dovrà essere soggetto al vaglio del comitato, una donna, poi avremo modo di conoscerla. È appena entrato un notaio e quindi anche, come dire, ci stiamo arricchendo di professioni e professionalità interessanti. Michela Bortolatto, presidente del capitolo di Thiene. Cosa può nascere da questo rapporto con altre regioni italiane come oggi a Roma? Nascono un sacco di sinergie. Queste sono occasioni per consentire ai professionisti di mettersi in contatto, di scambiare opportunità di lavoro, di conoscersi meglio e quindi di far nascere delle collaborazioni che hanno una certa qualità. Quali sono i risultati del vostro capitolo in provincia di Vicenza? Noi siamo ancora relativamente giovani. Siamo arrivati ad aver generato un fatturato di €500.000, quindi siamo soddisfatti di quello che abbiamo raggiunto finora. Opportunità per le imprese, per i professionisti, un po' per tutti? Un po' per tutti, sì. All'interno di BNI c'è la possibilità di avere un rappresentante per categoria professionale all'interno di ogni capitolo, e questo consente di avere una sorta di ambiente protetto e di lavorare con la massima fiducia insieme agli altri. Quindi il passaparola, dalle vostre prime esperienze, funziona ancora? Funziona. Il vecchio passaparola va ripreso e va coltivato. Sì. È più facile in un territorio di provincia come Thiene o in una grande città come Roma? In realtà non ci sono confini, sì. Sì, davvero, non bisogna mettere limiti a questo tipo di rapporti. Daniele Manucci, presidente di Malatesta Rimini. Rimini c'è oggi a Roma. Buongiorno, sì, c'è anche Rimini, quindi completiamo questo giro che abbiamo iniziato qualche mese fa, che ha toccato Rimini, ha toccato Faenza, ha toccato Bassano, e oggi siamo a Roma per
completare appunto questo invito dei nostri amici BNI romani. In questi intermeeting partecipano naturalmente tanti capitoli ma anche ospiti. A chi non ha mai capito, non ha mai visto BNI, come si può spiegare in una giornata bella come questa? Allora, intanto è un incontro dove si sviluppano le relazioni, gli imprenditori si incontrano con questa nuova voglia di scambiarsi di persona, no? Quindi le persone sono al centro e non più il biglietto da visita o solo l'azienda, quindi c'è quella curiosità di conoscere realmente le storie degli imprenditori e quindi questa è una cosa che è molto efficace e molto bella. A che punto è della sua storia Rimini Malatesta? Rimini Malatesta ormai 1 anno e mezzo, quindi le cose crescono, ci sono dei nuovi ingressi, qualcuno che comincia a avere dei fatturati importanti e quindi diciamo che è una bella storia che sta continuando bene. Non poteva mancare in questo incontro di Roma anche BNI con il suo presidente dell'Edil Maiolic, Mirko Caselli, presenti naturalmente per parlare. Prima siete stati anche voi a Bassano e oggi a Roma. Dunque sì, siamo qui sempre per promozionare Edil Maiolic, per promozionare la CMCF e il nostro capitolo, perché dalle sinergie che nascono da questi gruppi, da questi lavori insieme, possono nascere opportunità di lavoro che ne stanno nascendo, ne sono nate e speriamo che ne nascano ancora sempre di più importanti. Quindi il gruppo Edil Maiolic, che si occupa naturalmente principalmente dell'edilizia di tutto il settore, può avere interessi anche nel Lazio come nel Veneto. Ma è un discorso molto ampio perché dall'ultima visita che abbiamo fatto qui a Roma non abbiamo trovato un lavoro a Roma, ma abbiamo trovato comunque un imprenditore che ci ha dato fiducia su Rimini e quindi stiamo lavorando con lui, stiamo cercando di concludere un affare che può essere interessante per entrambi. Quanto è importante all'interno di un capitolo un power team, come è appunto un gruppo di imprese all'interno del capitolo come è Edil Maiolic? Secondo me è importante perché soprattutto per dare i servizi globali all'imprenditore che vuole rifornirsi da noi, nel senso che possiamo dare un servizio che va dall'A alla Z, quindi dalla ricerca appunto dei finanziamenti pubblici che possono aiutarlo nella costruzione, realizzazione, progettazione fino ad arrivare all'arredamento, con un referente unico senza dover impazzire a cercare di inquadrare varie figure e quindi avere un'unica fattura, un unico referente e la certezza di lavorare in sicurezza, qualità e garantendosi anche gli incentivi di cui può aver diritto. Massimo Adami è il presidente di BNI Montegrappa, anche ambassador di BNI. Partiamo da qui, cosa vuol dire? L'ambassador è una figura che ha la possibilità di girare per gli altri capitoli, sia della stessa region che di regioni differenti, in modo tale da portare storie di successo e anche ricevere dagli altri e trasferirle poi ai capitoli di provenienza. Quindi è una figura, diciamo, di mediatore, diciamo così. E il Veneto ha già delle belle storie di successo. Ma il Veneto direi proprio di sì, diciamo, fai conto che il mio capitolo, il capitolo BNI Montegrappa di Bassano, è il primo capitolo del Nord-Est, fondato nel settembre del 2013 e quindi diciamo è stato un po' quello che ha fatto da apripista poi anche per gli altri, poi anche per la region di Padova e Revigo che è arrivata successivamente e quindi diciamo le prime storie di successo si sono viste là e quindi fai conto, abbiamo visto persone veramente partire dal nulla e creare alla fine, a parte le relazioni, quindi hanno portato a un giro d'affari sempre più che si è autoalimentato e quindi diciamo ha dato veramente una forte spinta. Quindi per BNI Montegrappa quasi 5 anni di vita, fatturato e crescita importante? Assolutamente sì, fai conto che come il capitolo nostro siamo già oltre i 2 milioni di euro, poi invece per quel che riguarda tutta la Regio, quindi i vari capitoli della Regio Vicenza, siamo oltre i 10 milioni di affari scambiati e affari conclusi, quindi un ottimo risultato direi. Parliamo di questo importante incontro intermeeting a Roma, prima naturalmente una parte del Lazio di Roma BNI trionfale è venuta in Veneto, oggi voi ricambiate, stanno nascendo dei rapporti importanti? Assolutamente sì, ho visto veramente delle persone molto interessate anche alle nostre professionalità e noi alle loro, sono già scambiati dei contatti con dei professionisti del territorio qui di Roma proprio, del Trionfale, quindi direi bene, sta andando molto bene.
Emanuela Cantagalli oggi rappresenta BNI Maioliche in questa visita a Roma, sempre presente perché comunque Roma è il centro dell'Italia e qui c'è anche una bella fetta di Veneto. No, sì, a parte che sono all'interno del capitolo BNI Maioli, che sono proprio la responsabile dell'intermeeting, quindi sono io che creo i contatti con i capitoli in Italia e all'estero e accompagno poi i membri a questi intercapitoli per conoscere, innanzitutto per conoscerci meglio e poi per fare anche dei one-to-one per approfondire la conoscenza con delle referenze strutturate come le chiamiamo noi in BNI. Come sta crescendo BNI Maioliche con le referenze? Che siamo molto orgogliosi perché a breve raggiungiamo veramente i 2 milioni di euro, siamo a 1.950.000 euro. Cosa emerge invece in questi intermeeting? Più concorrenza, più possibilità di collaborare insieme? No, condivisione, perché tutti noi comunque abbiamo bisogno di contatti per strutturarci meglio, per raggiungere mercati dove non siamo. Attualmente sto collaborando proprio con un membro BNI di Cesena per il mercato cinese e andremo a Shanghai con un progetto. Quindi BNI serve a questo, a condividere progetti e realizzarli insieme. Dall'esempio della region veneta che fa oltre 10 milioni a chi magari sta crescendo come BNI Roma. Sì, BNI Roma, proprio, la condivisione sta proprio in questo. Chi è nato da poco viene poi dopo aiutato dagli altri capitoli a crescere in fretta, a inserirsi con le loro professionalità, con i loro imprenditori su mercati che probabilmente non avrebbero mai raggiunto. E quindi è normale vedere un sabato mattina tanta gente, tanti imprenditori e imprese presenti a Roma? In BNI sì, è abbastanza normale perché a Bassano eravamo 90 imprenditori ed erano le 6:30 del mattino, quindi ancora prima. Quando abbiamo fatto l'intermeeting a Rimini, anche lì eravamo un centinaio di imprenditori, a Faenza 70 imprenditori. Incontrarli alle 6:30, 7 del mattino solo in BNI si riesce a raggiungere questo risultato.